Perché oltre la protesta ci deve essere la costruzione di un'alternativa. Ed allora io ho sentito il dovere di venire qui per proporre e riproporre e rilanciare questa alternativa che deve passare attraverso alcuni punti fissi. Il primo punto fisso, il sistema bipolare. Uno deve decidere da che parte stare e deve deciderlo prima che chieda il voto agli elettori. Questa idea, che so che a voi è costato molto sacrificio della sinistra quando appunto vi è stata anche la scissione, questa idea di stare al di fuori della logica bipolare è un'idea bellissima sul piano della protesta, è un'idea però che il giorno dopo delle elezioni impedisce di costruire un'alternativa e quindi proprio a quelli che dobbiamo sconfiggere ci troviamo nella condizione poi di rimandarlo dove stanno. E addirittura si vanta ogni volta che riesce a sciogliere qualche consiglio comunale solo perché all'interno di un consiglio comunale organo elettivo di più persone, e noi siamo d'accordo con lo scioglimento, sia chiaro, c'è qualcuno che ha rapporto di contiguità con la mafia. E poi lui da ministro degli interni fa parte del consiglio dei ministri dove c'è qualcuno che è stato richiesto in mio giudizio per rapporti con la mafia. Lui non ha più titolo morale di sciogliere alcun consiglio comunale semplicemente perché sta attaccato alla poltrona, e se non riesce a sciogliere il consiglio dei ministri deve lui dimettersi, altrimenti anche lui è complice di chi come sospetto mafioso sta all'interno del Consiglio. Senza racconto, senza spina dorsale, senza etica pubblica, senza un'idea del futuro, senza più neanche un'idea del passato. Un paese squagliato giorno dopo giorno da uno spettacolo indegno di una politica che funziona non come servizio pubblico ma come servizio privato, che funziona in maniera ancillare nei confronti di una razza padrona che tutto vuol mettere in discussione tranne che i propri privilegi. Vedete, è un dolore forte che sentiamo quando ascoltiamo le parole dei lavoratori di una fabbrica emblematica di questa modernità malata, i lavoratori della Irisbus, che chiedono perché ci chiudete la fabbrica che fa gli autobus quando avremmo bisogno di rilanciare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile. E il dolore si predispongono a sabotare anche l'effetto di quel referendum. Lo ha detto alla maniera della sua ormai consueta spudoratezza quel ministro Sacconi, che è una delle note di vergogna più acute nella sinfonia del governo Berlusconi. Accanto a questo noi pensavamo che fosse soltanto un annuncio, uno squillo di tromba che predispone alla guerra, e invece l'hanno fatto nell'ultima manovra, l'articolo 8, un colpo alla nuca della civiltà del lavoro, l'idea che oggi il diritto non è quello di lavorare ma è quello di licenziare, l'idea che cambia la natura profonda del nostro patto costituente. Noi qui a difendere l'Italia Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non fondata sulla truffa, non fondata sulla mafia, non fondata sulla speculazione, non fondata
terra, dalle campagne più povere del sud, dove braccianti analfabeti hanno ingaggiato contro rapporti sociali feudali una lotta, un corpo a corpo che serviva a dire non siamo servi della gleba, e nella dimensione corale delle lotte, nell'epopea collettiva, costruirono insieme ai loro fratelli nelle fabbriche del nord la gloria del movimento dei lavoratori che ha segnato la storia della democrazia. Vogliono cancellare tutto questo, loro che non hanno mai lavorato un giorno, loro che sono la carne e il sangue dell'economia di rapina. Io non polemizzo con l'età di Berlusconi o del direttore del TG4 o di qualche altro protagonista, di La Russa o di qualche altro protagonista. Io polemizzo con l'idea drammatica che invecchiare sia una malattia e che bisogna travestirsi sempre anche nella scena pubblica, no? Perché il valore delle persone è nella loro prestanza fisica, nella loro capacità di dominare, nell'esercizio dell'onnipotenza. Per me è il contrario, il valore è nella fragilità, nel riconoscerci affratellati dalla fragilità. Questo volevo dire. Sì, ma la crisi non è frutto del fatto che la finanza si è mangiata l'economia reale. Non è frutto del fatto che la ricchezza del denaro non corrisponde alla ricchezza prodotta dal lavoro. La crisi non è frutto del fatto che al 2008, quando è cominciata, la ricchezza finanziaria era 10 volte il prodotto interno lordo. La crisi non è fatta del fatto che si è illuso il mondo intero che si poteva vivere nell'epoca della riproduzione del denaro a mezzo di denaro. La crisi non è fatta della svalorizzazione del lavoro, della sua umiliazione, della sua marginalizzazione. La crisi non è fatta della più grande redistribuzione delle ricchezze verso l'alto mai operata nella storia umana. La crisi grida vendetta contro questo potere e questo mondo. Non ci chiede di essere concilianti, no, ci chiede di essere nel pensiero, nell'analisi e nella proposta capaci di quella radicalità che è andare alla radice delle cose, perché non soltanto hanno umiliato il lavoro, ma hanno devastato il pianeta, hanno costruito una ricchezza che era irresponsabile, come quando si trivellano i fondali dell'oceano per cercare petrolio senza badare ai rischi, come quando si dissemina il mondo di centrali atomiche, come quando si pensa che nel nome del progresso e del profitto qualunque cosa si possa compiere, qualunque delitto contro il creato e contro il vivente. È giunto il momento di cambiare musica e di dire lo sviluppo deve partire dal pianeta, dalla natura, dall'ambiente, dalle persone, dagli animali, dagli alberi. C'è il contrario, abbiamo bisogno di una parola antica, la parola conversione, una parola che usava un grande profeta della nostra storia recente. Lo voglio ricordare, Alex Langer, un grande che ha anticipato la consapevolezza di quanto l'ecologia non è un tema della domenica, non è una questione aggiuntiva, ma bisogna ripensare tutto. Ma che lavoro? C'è una crisi economica drammatica, da dove ricominciamo? Non dobbiamo ricominciare dal tema delle città sostenibili. Questo che cosa significa? Prova a fare una simulazione e a immaginare posti di lavoro. Significa non buttare più cemento in proliferazione ipertrofica di ghetti inutili e mostruosi, ma significa riconvertire l'edilizia per la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio abitativo esistente. Significa portare
l'efficientamento energetico, l'efficientamento idrico nelle periferie e negli edifici. Significa vivere la scommessa, per esempio, delle energie rinnovabili anche sopra la nostra testa, un pannello fotovoltaico in testa a ogni famiglia, in testa a ogni scuola, a ogni ospedale, a ogni area di parcheggio, a ogni magazzino. No, vogliamo costruire una politica industriale che sia centrata sull'innovazione, che sia centrata sulla green economy. Vogliamo praticare il tema gigantesco della manutenzione del territorio. Ci spiegava ieri in un bellissimo seminario uno storico del paesaggio, un economista raffinato come Piero Bevilacqua, che la tendenza degli ultimi 30-40 anni è stata ad addensare la vita produttiva nelle aree costiere dell'Italia, con uno spopolamento dell'entroterra e l'abbandono delle attività economiche nell'entroterra. Questo significa abbandono, per esempio, del mondo rurale, abbandono dell'agricoltura, che è il principale presidio ecologico del territorio. Ma dove ho un luogo per parlare? Noi dove abbiamo un luogo per parlare delle 1000 forme per rimmaginare una nuova agricoltura capace di attrarre le giovani generazioni, non soltanto agroalimentare di qualità, ma lotta biologica, liberazione dall'abuso della chimica, ma turismo rurale, ma serie didattiche. Santi Dio, è un mondo che si può schiudere di fronte ai nostri occhi. Ci vuole volontà, ci vuole intelligenza, ci vuole fantasia. E così i grandi settori produttivi, dov'è un luogo per discutere del settore manifatturiero, per parlare dei settori industriali tradizionali, quelli che sono inopinatamente in crisi anche se i loro prodotti hanno mercato, non fabbriche del ponte da tenere in vita artificiale, ma fabbriche che possono avere gigantesche prospettive di sviluppo, quell'oracolo della modernità. Qualcuno lo intervisterà per chiedergli: o tu Marchionne, perché chiudi la Irisbus laddove noi dovremmo rottamare decine di migliaia di autobus e avremo bisogno di una fabbrica come quella? Dov'è la logica e dov'è la modernità? Dov'è la modernità se la modernità viola i diritti della natura, i diritti delle persone? Dov'è la modernità se questo non significa vivere tra di noi in maniera associata e più fraterna? Dov'è modernità se invece di abbattere le barriere sociali, le barriere culturali e le barriere architettoniche viviamo in labirinti che rendono gli uni nemici degli altri? Dov'è la modernità in questo disfacimento del nostro mondo? Dov'è? Vedete, anche censurando il nostro vocabolario e anche nella polemica con i nostri avversari, quando anche il loro comportamento è il più triviale, il più insopportabile, sforziamoci, e lo dico a me stesso innanzitutto, di trarre dal nostro lessico le parole della politica e non quelle della contumelia, perché altrimenti scivoliamo sul loro terreno. Dobbiamo recuperare la civiltà del dire, l'eleganza della passione politica, questo voglio dire. Il berlusconismo è stata un'epoca di involgarimento generale del lessico pubblico. Abbiamo parlato come non si parlava se non nei suburbi, nei crocicchi di certi maschietti da caserma, e invece una sorta di Viagra plebeo è entrato a inquinare la lingua della contesa pubblica. Dobbiamo bonificare questo linguaggio. Ci stanno facendo male, stanno facendo un danno incalcolabile alle famiglie, alla vita delle persone. Voi li sentite in giro, anche quelli che sono stati elettori di destra, sono rabbiosi perché si sentono maciullati nella loro carne, si sentono offesi in prima persona dalle scelte di questo governo. Noi abbiamo la responsabilità di contribuire alla crescita di una nuova stagione di buona politica. L'indignazione deve incontrare la politica, perché la casta vera ha oggi un obiettivo: delegittimare qualunque politica per delegittimare l'idea dell'alternativa, perché se tutto
è uguale a tutto, se tutto vale la stessa fanghiglia, allora la politica non può mai coniugare il verbo sperare. La politica non può mai incarnare utopie e pensieri lunghi, per dirla con Enrico Berlinguer. La politica resta fango, resta cinismo, resta affarismo. Per piacere, le vostre verità assolute ci hanno stancato. Per piacere, mescoliamo le carte. Vogliamo costruire un luogo in cui la sinistra non è afflitta dalla malattia di misurare la purezza ideologica dell'uno o dell'altro. Tu quanto riformista sei, tu quanto radicale sei. Vogliamo una sinistra che parli del mondo, che parli della vita, che parli degli uomini e delle donne, che parli di sessualità, che parli di rapporti di produzione, che parli di fragilità, che parli di tenerezza, che parli di sostenibilità, che cambi il lessico, perché se non cambia il lessico non può avere l'ambizione di cambiare il mondo. Appena un anno fa siamo nati e oggi siamo qui, è una manifestazione gigantesca. Dice che quella che abbiamo voluto fare noi non era la patetica avventura di un pezzo di ceto politico, ma era corrispondere a un'esigenza che c'è nella realtà, a una domanda che è nel vostro cuore e che è nei rapporti sociali. Se noi faremo così, se vivremo l'identità come un cammino, se non ci mummificheremo nei vecchi riti delle liturgie di partito, se saremo disponibili a essere curiosi e a imparare dagli altri e se avremo il gusto di camminare con tanti altri, noi la nostra partita la vinceremo. Auguri! Una suite a Grande non la vorrei, i gioielli di Chanel non metterei, forse mia la Tour Eiffel, che ne farei? Limousine con lo chauffeur, io non ce l'ho, di uno yacht a Saint-Tropez, che ne farò? Un castello a Courmayeur, no grazie no. Quello che mi va, che male fa, e basta con l'ipocrisia, la falsità. Dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman.